prima del concerto evento di beneficenza extra di sabato scorso al Pala Moncada a favore dei volontari di strada e della missione di Speranza e Carità di Biagio Conte, gli artisti non hanno resistito a visitare Punta Bianca. Hanno incontrato e conosciuto il presidente dell'associazione Mare Amico Claudio Lombardo, che li ha incuriositi parlando di un'area bellissima candidata a diventare riserva naturale, ma che da ben 58 anni è sede di esercitazioni militari con tutto ciò che ne consegue. È nato così il mini concerto Artisti Uniti per salvare Punta Bianca, a cui hanno preso parte Marco Ligabue e Fausto Mesolella, con Leone Alfino a far gli onori di casa e un cameraman d'eccezione ed eccellenza, e Red Ronnie, famoso giornalista ed editore, che ha realizzato un filmato di protesta e denuncia a favore di Punta Bianca, che andrà in onda all'interno del suo famoso programma Roxy Bar. E durante la manifestazione extra sia Leone Alfino che Red Ronnie hanno lanciato un appello alle istituzioni affinché Punta Bianca venga tutelata. Impedite che vi facciano franare la roccia a mare, impedite che vi inquinino il mare, che vi inquinino le città e che vi inquinino le menti e soprattutto il cuore. E sarete la prima città per vivibilità in Italia e un faro di sviluppo per l'Italia. Gli ultimi saranno i primi e questo è l'augurio che io vi faccio. Io sto organizzando un documentario per Roxy Bar TV che manderò in onda con quello che ho girato oggi, i racconti, eccetera, che sono delle cose molto belle.